Ed eccoci qua, buon pomeriggio, qua siamo alla birrettina e non facciamo vedere la marca perché sennò mi dicono no, ma boh. Allora, sempre stando a casa, ricordiamo che più stiamo a casa e prima ne usciamo, no? Perché ecco, quello è. Siamo alla consuetudine di Casa Gala. Allora, questo pomeriggio, intanto che aspetto il vicino per bere la birretta in lontananza, potremmo fare, mentre no, sta Berto facendo la pipì nel prato, basta che non la faccia in casa, bravo! Potremmo fare la barzellettina, quella così è di buon auspicio, che magari quando finirà tutta sta merda andremo tutti in crociera, ed è quella della crociera che mi ha fatto vincere il provino per andare alla SAI l'ultima lo scorso anno, ed è questa qua, vecchissima, bellissima, apprezzabilissima, chi piace piace, chi non piace Piacenza. Ed è questa qua. Allora c'è questa coppia di pensionati che va in crociera, sai, allora le mogli erano a teatro e questi qua dicono vino di là, fa un giro per barci, allora sai, vanno, c'è la barca è crociera, chi è stato sa che c'è il teatro, c'è i ristoranti, ci sono le palestre e c'è anche il casino. Questi due vecchietti vanno su al casino, pensionanti, Franco e Tony, insomma, vanno su, e detto, là, la slot machine, via là troppe robe, là che la roulette. Allora a un certo punto vanno lì dal croupier, questo giovane croupier, a un certo punto il giovane croupier dice buondì giovani, c'è un a discorso. Per qua si punta un numero, la pallina gira in base a quello che voi avete puntato, i soldi, la moltiplicazione per il numero, il colore. Aspetta, non hai capito un cazzo, scusa, Isa di puntare un numero? Sì, Isa di puntare, beh, sì, bisogna mettere qualcosa. Allora, Franco, si in pensione, se numero vino di puntare. Allora puntina il numero di troppi svolti che facciamo l'amore al mese con le mogli. Io 5. Io ti dico la verità, prendo il Viagra 6. Allora puntiamo 6 e 5 11. Giovane, 100 euro nell'11. Les sont fait rien de plus. Je téléphone, parte la pallina. Zero. Franco, dovevamo dire la verità. Signori, teniamo duro, le cose vanno avanti, speriamo bene. Da Casa Gala, ciao. Une robe vergognosissime.